ufficialmente questa sera i Giochi Olimpici Invernali 2026, attesa per le cerimonie di apertura tra Milano e Cortina con le accensioni dei braccieri. Intanto Cortina fa i conti con un nuovo attacco di hacker filorussi ai siti collegati all'evento. Tema scuole e retromarcia della prefettura. Cortina, istituti chiusi per 3 giorni. Auto non dà la precedenza e lo travolge uccidendolo. 26enne muore in scooter a Vedelago. La tragedia nella tarda mattinata e il dolore dei parenti della vittima. Atterraggio di emergenza a Tessera questa mattina, fortunatamente nessun ferito, alcuni intossicati lievi, in corso le verifiche tecniche sull'Air France 566. Sono state tradite anche dalle ricerche su internet le 2 donne, una vicentina, arrestate per l'omicidio di un'anziana a Siena. Online si informavano su diverse modalità per uccidere. Individuato dalla polizia a Treviso lo scippatore che lo scorso 24 gennaio aveva aggredito e derubato un'anziana, la donna era caduta e aveva battuto la testa. L'aggressore è un ragazzino di appena 14 anni. Caccia al responsabile dell'assalto al Velox lungo la Postumia a Fontaniva, rabbia del sindaco, danno alla comunità, ma molti camionisti stanno dalla sua parte. Inaugurato il container itinerante della regione per sensibilizzare alla prevenzione, fra le tappe anche Cortina, dove tra i medici c'è pure l'assessore alla sanità Gino Gerosa. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Dunque ormai manca davvero pochissimo all'apertura ufficiale delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina, con le cerimonie questa sera tra Milano e appunto Cortina d'Ampezzo. Colleghiamoci quindi subito con le Dolomiti, dove c'è per noi Cristian Arboita. A te Cristian, buonasera. Buonasera Marta, a te e a tutti i telespettatori di Antenna 3, anche da parte di Stefano Bozzi che sta curando la parte tecnica e che ti mostra il timer. Manca davvero pochissimo alla cerimonia di apertura di Milano-Cortina. Lo vedi, 1 ora 32 minuti 28 secondi a questa cerimonia che in tanti, in milioni, miliardi di persone stanno attendendo in tutto il mondo. La celebrazione principale a San Siro a Milano, l'altra celebrazione ovviamente qui a Cortina. Siamo in piazza di Bona, con me c'è l'assessore regionale alla montagna Dario Bond. È insomma il momento fatidico. Il momento, diceva prima un amico, c'è tanta corrente che gira, tanta energia, tanta voglia di vedere, di partecipare, ma anche da parte della gente c'è tanta felicità, quindi è un momento veramente elettrico questo che... Un momento elettrico da tutti i punti di vista, insomma è un momento con gli occhi del mondo puntati sulla Conca, su Milano, sull'Italia. Ci sono questi attacchi hacker in corso, hanno riguardato diverse squadre olimpiche, non solo squadre olimpiche. Nella giornata di ieri ci sono stati degli alberghi, nelle scorse ore anche un ristorante di Cortina. La Farnesina fa sapere chiaramente di essere sul pezzo, anche il Viminale. Si tratta di attacchi da parte degli hacker filorussi no name 057. So Bond che la regione sta monitorando anche questo fronte. Stiamo seguendo con la Farnesina e anche col Viminale questa questione, siamo anche preoccupati, devo dire, però ci hanno dato delle rassicurazioni importanti, abbiamo dei livelli di controllo e di supporto elevatissimi, quindi alla fine riusciremo a vincere anche questa battaglia. Gli agenti dispiegati sono migliaia, solo qui nella Conca nel pomeriggio di oggi abbiamo seguito anche le operazioni di bonifica con il cane Chanel, ma ve lo racconteremo nelle prossime edizioni. Va da sé che veramente Cortina è blindata. Noi vi stiamo mostrando Piazza di Bona che fra poco diventerà realmente zona rossa, già in parte lo è diventata. Già in parte lo è diventata, ma devo dire che oltre alle figure di controllo, alle persone, alle autorità che ci sono, ma anche a tutte le persone che ci sono in Borghese che fanno controllo del territorio, c'è anche, devo dire, tanta gente, tanti visitatori, e quindi si fa anche questo con la felicità di essere in una comunità internazionale. Questo è il bello della diretta.
è il bello della diretta, però appunto ci sono anche i disagi chiaramente e c'è da registrare una marcia indietro della prefettura di Belluno. Dal 10 al 12 febbraio le scuole di Cortina resteranno chiuse. C'è stato un po' un bailame in queste settimane, è uno dei fronti caldi, uno dei fronti di maggiore interesse per la popolazione. Su questo Bonda ha fatto bene la prefettura. Ma il prefetto è una persona ragionevole, ma dovete pensare che il prefetto sono mesi che fa continue riunioni su tutto e ha pianificato anche ogni particolare proprio minimo della questione. Sulle scuole mi trovo perfettamente d'accordo e devo dire che ha colto proprio sul punto preciso, cioè chiudere le scuole 2 giorni significa anche maggiore sicurezza. Il 12 tra l'altro di febbraio arriva il capo dello Stato Sergio Mattarella, quindi ci sarà un'ulteriore blindatura e domenica potrebbe arrivare il vicepresidente degli USA Vance, che come sapete è in Italia e nelle scorse ore ha incontrato la premier Meloni. È una voce che circola. Noi abbiamo avuto proprio assicurazioni che arriva nelle prime ore del mattino e quindi siamo pronti ad accoglierlo. Grazie Dario Bonda. La cerimonia sta per iniziare, perlomeno la cerimonia qui a Cortina. Noi siamo appunto in piazza di Bona Marta, il clima appunto si fa elettrico. Con queste immagini ti lascio e ovviamente torneremo a collegarci con Stefano Bozzi nelle prossime edizioni. A te la linea. Grazie a Christian Arboit. Naturalmente anche voi telespettatori continuate a restare con i nostri telegiornali perché faremo continui collegamenti per seguire questa serata così importante. Proseguiamo ora con la cronaca che purtroppo ci racconta dell'ennesima tragedia della strada verificata sulle strade del Veneto. È accaduta a Vedelago, dove ha perso la vita un ragazzo di 26 anni. Non va bene, loro le tagliato strada, è morto per niente. Il corpo di Tinduende è rimasto sull'asfalto accanto al ciclomotore a pochi metri dal punto d'impatto. È qui, lungo via Castellana, all'incrocio con via Calcroci Sud, che si è consumata la tragedia. Aveva 26 anni, Tinduende Kodonogwu. Era originario del Burkina Faso e viveva a Vedelago dal 2009. Secondo una prima ricostruzione, l'auto, una Peugeot 106, proveniente da via Cal di Croce, si sarebbe immessa sulla Castellana, tagliando la strada al giovane che stava procedendo in direzione Castelfranco Veneto. L'auto era condotta da un cittadino senegalese residente a Trebaseleghe. Un impatto violentissimo che non gli ha lasciato scampo. Tinduende si stava recando al lavoro. Diplomato meccanico all'istituto professionale, era stato assunto alla Faber di Castelfranco Veneto da almeno 6 anni. Il suo turno sarebbe iniziato alle 14. Sul posto, oltre ai soccorsi e alle forze dell'ordine, sono arrivati anche il padre e i fratelli, sconvolti dal dolore. A parlare è lo zio Omar. Mi dispiace, anche io non so cosa dire. Tanti anni che sono qua con loro, fate scuola loro, tutto fate scuola qua, fine trovato lavoro, dopo così. Tinduende, conosciuto come Irene, viveva con la famiglia a Vedelago, dove era cresciuto e si era costruito il suo futuro. Lascia i genitori e 3 fratelli. Un fratello, trattenendo le lacrime, riesce a parlare. Mio fratello si chiama Irene, stava andando al lavoro e una macchina le ha dato la strada. Sono in corso gli accertamenti di carabinieri e polizia locale di Vedelago per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità. Non è la prima volta che qui si verificano incidenti, racconta un residente. Questa volta però a pagare è stata una giovane vita lungo un incrocio attraversato ogni giorno da centinaia di veicoli. Atterraggio di emergenza a Tessera questa mattina, nessun ferito, alcuni intossicati lievi, in corso le verifiche tecniche su un Air France 566. Momenti di apprensione nei cieli sopra Venezia per il volo Air France 566 partito da Parigi e diretto a Beirut, costretto a modificare la rotta e rientrare allo scalo Marco Polo di Tessera a causa della presenza di fumo in cabina. Dopo il via libera dalla torre di controllo veneziana, il comandante ha effettuato un atterraggio di emergenza intorno alle 11:30
con i mezzi di soccorso già schierati lungo la pista. A bordo viaggiavano 168 passeggeri. Fortunatamente non si registrano feriti, anche se alcune persone hanno accusato lievi sintomi da inalazione di fumo e sono state assistite per questo dal personale sanitario. Sono in corso le verifiche tecniche sull'aeromobile per accertare l'origine del problema. Nel frattempo, tra il pomeriggio e la serata, è previsto il reimbarco dei viaggiatori su più voli diretti a Parigi, in attesa delle indicazioni della compagnia aerea per il proseguimento verso la destinazione finale di Beirut. Il caso della pensionata di Siena rapinata ed uccisa oltre un anno fa. I carabinieri hanno arrestato 2 donne, una abita ad Altavilla Vicentina. Trapela qualche indiscrezione sull'indagine della Procura di Siena sulla morte misteriosa di Franca Genovini, una 85enne trovata senza vita il 7 agosto del 2024, che hanno portato all'arresto di 2 donne, tra cui Erika Cuscela, una 25enne di Taranto residente ad Altavilla Vicentina da alcuni anni. L'ipotesi iniziale di una morte naturale della pensionata fu smentita dall'esito dell'autopsia, che confermò l'assunzione orale di benzodiazepine e tracce di un possibile soffocamento. Per questo gli inquirenti avevano inserito nel registro degli indagati la nipote della vittima, una 37enne della provincia di Siena, e la 25enne residente ad Altavilla. Le due si sarebbero conosciute via internet 3 mesi prima del delitto, scambiandosi informazioni su possibili modalità di portare alla morte una persona senza lasciare tracce evidenti. Per questo erano stati sequestrati telefonini e computer delle 2 arrestate, su cui gravavano pesanti indizi di colpevolezza secondo il GIP senese. Fondamentali anche le immagini di videosorveglianza di un compraoro, dove le 2 donne avevano cercato di rivendere alcuni preziosi sottratti nella casa della vittima dopo la sua morte. Sconcertati i residenti di Altavilla Vicentina per la notizia del doppio blitz dei carabinieri, che ha coinvolto a quasi 300 km di distanza anche il comune vicentino, come testimonia il sindaco. Sì, oggi ci siamo svegliati con questa notizia eclatante che, voglio dire, noi come comune o comunque come sindaco abbiamo appreso anche noi, e è una ragazza che comunque vive qui da tanto poco, che non è conosciuta, per cui anche per noi è stata un po' sconcertante la cosa. Certo che ci rimettiamo un po' a quello che le autorità poi valuteranno. Inizierà il prossimo 29 aprile di fronte alla Corte d'Assise del Tribunale di Rovigo il processo per l'omicidio del tunisino Amine Gara, di 22 anni, omicidio avvenuto lo scorso 19 luglio in pieno centro a Rovigo, poco prima di mezzanotte, nel parco pubblico retrostante il monumento a Giacomo Matteotti. Gli imputati sono 7, tutti giovani pakistani. Secondo la procura l'omicidio sarebbe stato l'esito di una spedizione punitiva orchestrata dai pakistani contro un gruppo misto di tunisini e albanesi per un fatto successo 2 giorni prima, quando lo stesso Gara avrebbe colpito con una bottiglia un pakistano per questioni legate allo spaccio in città. Ed è stato individuato a Treviso lo scippatore che lo scorso 24 gennaio ha aggredito e derubato un'anziana in pescheria. Ha appena 14 anni, eppure un precedente per furto e resistenza pubblico ufficiale, il responsabile dello scippo in pescheria dello scorso 24 gennaio. Gli agenti della squadra mobile della questura di Treviso, grazie alle immagini della videosorveglianza cittadina, sono riusciti ad identificarlo e denunciarlo. L'episodio, verificatosi il sabato pomeriggio, ha suscitato sgomento e preoccupazione in città. Vittima dello scippo una signora di 89 anni. L'anziana stava passeggiando quando, arrivata all'altezza dell'incrocio tra via Pescheria e via San Parisio, è stata aggredita alle spalle da un giovane che le ha strappato la borsetta. Colta di sorpresa, la signora, per la violenza dello strappo, ha perso l'equilibrio ed è caduta sbattendo il capo proprio sul blocco posto in mezzo alla carreggiata per impedire l'accesso alle auto in via Pescheria. Lo scippatore è quindi scappato, lasciando la donna a terra, con grande shock dei presenti, che hanno subito prestato i primi soccorsi. C'è sgomento perché il quartiere proprio è il cuore della città. Di un sabato pomeriggio, tra l'altro la povera signora ha avuto anche un trauma importante, perché non aveva perso memoria, non sapeva neanche più chi riconoscere la sua famiglia e quant'altro, perché aveva anche preso paura.
Le indagini della polizia hanno consentito di ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e risalire all'identità dell'aggressore. E qui la sorpresa: si tratta di un ragazzino di 14 anni, italiano, che frequenta la prima superiore in un istituto di Treviso. Giovanissimo, ma già con un precedente per furto e resistenza, e privo di scrupoli, visto come ha aggredito la signora di 89 anni dopo averla pedinata per alcuni metri con il volto travisato, strappandole la borsa senza curarsi di lei dopo che era caduta battendo violentemente la testa. L'anziana ha avuto una prognosi di 5 giorni ed è stata pure fortunata, perché poteva andare anche molto peggio. Il 14enne è stato ora denunciato per furto con strappo e lesioni personali e convocato in questura con i genitori. Il sindaco Mario Conte ringrazia le forze dell'ordine. Il protagonista è un ragazzo di 14 anni che si era già reso protagonista di altri episodi anche di resistenza a pubblico ufficiale. Solo una cosa io mi auguro adesso: che ci sia il modo per far pagare la giusta pena a questo ragazzo. Certamente ha 14 anni e quindi lo vogliamo recuperare. È altrettanto vero che ogni azione porta con sé delle responsabilità ed è giusto che paghi sia lui che la sua famiglia. 82enne derubato del bancomat, è accaduto in un supermercato di Selvazzano. Non mi sento più sicuro di me, sono sincero. Sono rimasto male perché non pensavo mai che mi succedesse queste cose qua. Diciamo, ho avuto un trauma, difatti adesso che ho il bancomat nuovo, ho paura, diciamo, che mi succeda ancora. Non ti sei più tranquillo come una volta. Enzo Monaro è profondamente scosso, glielo si legge in quegli occhi dolci mentre ci racconta cosa gli è successo. L'82enne si è ritrovato senza 1.500 euro sul conto in pochi minuti. Come ogni giorno Enzo si è recato a fare la spesa nel supermercato a pochi metri da casa, a Selvazzano, quando mentre caricava la spesa in macchina si è reso conto di non avere più con sé il bancomat. Allora sono tornato indietro, ho chiesto alla cassiera se casomai l'ho dimenticato o qualcosa, e mi hanno detto no, tranquillo Monaro, l'ho vista io che ho messo in dentro sulla tasca. Allora cosa ho preso? Sono andato direttamente a casa, ho lasciato le borse che spontaneamente sono distratto, e ho pensato che mia moglie e mia figlia mi detto meglio che vado in banca a bloccare, ma purtroppo ho bloccato, sì, ma si vede che qui che mi hanno portato via il banco, ma hanno già prelevato 1.500 euro. Sono bastati 13 minuti ai ladri per andare nella vicina banca Crédit Agricole e prelevare i contanti. Probabilmente lo stavano seguendo da giorni e erano riusciti a scoprire il codice del bancomat. Dall'analisi dei tabulati è emerso inoltre che i malviventi hanno effettuato anche altri tentativi di prelievo ad Albignasico, fortunatamente senza successo. È anziano e sono persone anche più fragili, più indifese, più lente, diciamo, anche perché comunque cioè, la cosa strana di questa vicenda è il tempo di esecuzione, perché in solo 13 minuti da quando lui ha pagato, diciamo, la spesa a quando hanno fatto il primo prelievo sono passati 13 minuti, perciò era tutto organizzato, lo stavano probabilmente anche pedinando da qualche giorno. Anche i carabinieri hanno detto così. Enzo è un anziano invalido poiché privo di un braccio, una persona fragile che va protetta e tutelata, come chiede anche il figlio Massimo, che lancia un appello alle istituzioni. Mi sento proprio di chiedere alle istituzioni, ecco, di vigilare di più, soprattutto all'interno di questi centri commerciali, di questi supermercati, che ci sia più controlli, soprattutto per gli anziani, ma anche per tutti, perché comunque questa storia che cioè, è incredibile e potrebbe succedere a tutti. Campagnari di Tezze sul Brenta presa d'assalto dai ladri, continuano le incursioni, vediamo. Razzieri, furti in abitazione, cresce la paura ma cresce anche la rabbia tra i residenti che non si sentono più sicuri tra le mura domestiche. Siamo in Via Adige a Campagnari di Tezze sul Brenta, dove giovedì sera si è scatenato l'inferno. Addirittura i malviventi hanno colpito nella stessa via in 2 distinte occasioni, prima attorno alle 19:30 e quindi verso le 23, tra lampeggianti accesi delle auto delle forze dell'ordine e residenti in strada. E c'è chi ha tentato anche di fermarli. Siamo andati fuori in strada. Abbiamo visto
2 sagome di ladri vestiti in nero e tutto quanto. Dopo i ladri hanno urlato andate via, andate via. Sono stati i ladri che hanno urlato a voi di andare via? Sì, andare via. Dopo siamo entrati di qua per andarli a seguire. Uno è saltato fuori del giardino, della muretta laggiù in fondo e ci ha rincorsi. E aveva un bastone, non so se aveva un manganello, cosa aveva, ci ha raccorsi e noi siamo scappati perché non sai cosa hanno in mano. E dopo ci ha lanciato il bastone e dopo ha preso a sassate io e anche il mio amico. Quanta paura ha avuto lei? Robe da matti, non si può più vivere così. Abbiamo con la pila, abbiamo corso dietro, sono saltati nel terrazzo mio, sono andati giù nella mura, hanno scavalcato e... Sono degli acrobati. Il racconto delle vittime dei furti di Via Adige continua. La prima volta che sono entrati sono andati direttamente sul comodino di mia madre per prendere i gioielli. Dopo la seconda volta non sono entrati, erano solo nel nostro giardino. Secondo i residenti, i malviventi tenevano da tempo la zona sotto controllo. Ora i carabinieri stanno visionando le immagini delle telecamere della videosorveglianza, ma intanto... Lei diceva che mangia sul tavolo che cosa? Sempre un coltello, perché visto che se vuoi un po' di sicurezza a casa, meno dentro casa mia, dopo anni e anni di lavoro, sacrifici, e vieni a casa, devi fare il guardiano della tua casa, non si può più, signori. Non è possibile andare avanti in questa maniera. Siamo stanchi, siamo stanchi, non si può andare avanti così. Dopo mesi di silenzio torna in azione Fleximan con un blitz nell'Alta Padovana a Fontaniva. Sulla Postumia è stato segato un autovelox. Il palo mozzato alla base, 2 fili che sporgono, ecco quello che resta del velox posizionato all'altezza dello svincolo per Fontaniva lungo la strada regionale 53 Postumia in direzione di Vicenza. Ignoti hanno lavorato nella notte tra il 2 e il 3 febbraio e questo è il risultato. A segnalare il vandalismo la centrale della polizia locale, che ha rilevato la mancanza del segnale inviato sul posto una pattuglia dei carabinieri. Da mesi silente sembra essere tornato in azione Fleximan, che proprio lungo la Postumia ha già colpito in più occasioni. Indagini sono in corso e la procura è stata avvisata. Un velox spento e riacceso ad agosto, un atto che il sindaco di Fontaniva Alberto Trento definisce un gesto che non colpisce l'amministrazione comunale ma tutta la comunità, perché i velox servono per garantire la sicurezza di tutti. La pensa diversamente chi in strada fa dai 400 ai 500 km al giorno e la Postumia la conosce bene. È una gran bella cosa, perché oltre a essere stato quello là che hanno tagliato su una curva, che è pericoloso perché era pericoloso su una curva che ti frenano davanti all'ultimo minuto, succede che è già successo che si sono anche tamponati. Non fa prevenzione, fa solo che pericolo, e dunque sono d'accordo che li taglia tutti quanti, basso come gli alberi. Cos'è che diceva? Basso come gli alberi da farli. Penso che in questa strada ci siano troppi autovelox e che sinceramente anche non sia una misura proprio di sicurezza. E in effetti in una manciata di chilometri sono 4 i velox lungo la Postumia, 2 nel territorio di Fontaniva, 1 a Carmignano di Brenta, 1 a Cittadella. Noi siamo limitati e quant'altro, però a livello automobilistico si frena nel momento che si vede e dopo la velocità torna come prima, dunque non è prevenzione quello là, è solo che casse per la regione e casse per i comuni. Non serve a niente, perché è un tratto di strada che sono segnalati, sai che ci sono, ma vai piano in quel tratto là, ma dopo la corsa riprende. Qualche puntualizzazione arriva anche sulle multe. Si prendono perché purtroppo i 70, i 72, i 73, i 75 si fanno, sono tarati come sono tarati questi autovelox, i 2-3 all'ora di margine c'è sempre, i 70-80 euro solo per far cassa si deve sempre pagare. Secondo me il vandalismo a prescindere non va bene, e questo siamo tutti d'accordo, però penso rispecchi un po' quello che tante persone pensano. Inaugurato il container itinerante della Regione dedicato alla prevenzione, e tra i medici schierati per le Olimpiadi Milano-Cortina anche l'assessore alla sanità Gino Gerosa.
Prima che il Presidente Stefani mi chiedesse di assumere l'incarico di assessore alla sanità di Regione Veneto, avevo già fatto domanda come volontario per le Olimpiadi e quindi avevo già deciso di farlo e lavorerò all'interno dell'antidoping. E quindi una bellissima esperienza, soprattutto un contatto diretto con gli atleti. Tra i circa 500 professionisti sanitari schierati per le Olimpiadi Milano-Cortina ci sarà anche l'assessore alla sanità Gino Gerosa, cardiochirurgo, ad aiutare come volontario i team dell'antidoping. Assessore che ha inaugurato proprio per l'inizio delle Olimpiadi a Venezia il container della prevenzione, un percorso itinerante in 3 tappe che guida chi lo attraversa verso la sensibilizzazione agli screening. La prevenzione è importante per garantire salute ai nostri cittadini e questo ha un'ulteriore valenza perché un cittadino in salute naturalmente determina una miglior sostenibilità di un sistema sanitario universalistico qual è il nostro. Un'iniziativa nata in collaborazione con Ulsuno Dolomiti, 3 Serenissima e 9 Scagliera e con Medici con l'Africa QAM. La cura è tanto importante, ma la prevenzione è ancora più importante. E allora un container immersivo vuole dare l'esperienza fisica, proprio tangibile, di quanto il movimento è fondamentale. 3 tappe, una di conoscenza e approccio seppur confuso con la prevenzione dato da specchi deformanti e fumo, una piccola sala in cui vengono date informazioni e consigli per uno stile di vita sano e infine l'ultima tappa per ricordare l'importanza della protezione dal sole anche in montagna, in aumento in Veneto infatti i melanomi. In montagna naturalmente il rischio non viene azzerato, anzi tutt'altro, ma con la prevenzione e con gli screening antitumorali in cui Regione Veneto si spende in maniera importante, siamo ai primi posti a livello nazionale per quanto riguarda l'adesione a diversi screening oncologici, ma quest'anno vogliamo fare di più, quindi incrementare ulteriormente screening oncologici e per patologie cardiovascolari. Ed era l'ultimo servizio per l'edizione del Veneto dei nostri notiziari. Grazie per essere stati con noi. Subito dopo la sigla, come sempre, l'appuntamento con il nostro meteo e le previsioni del tempo. Arrivederci.